tutti e benvenuti a questa bellissima manifestazione. Una manifestazione voluta dall'amministrazione comunale e da tutte le associazioni presenti sul territorio. Hanno lavorato in maniera seria e in maniera instancabile. Tutti i rappresentanti delle associazioni assieme al Presidente del Consiglio Comunale e all'assessore alla cultura. E io ringrazio per la loro attiva collaborazione. Desidero rivolgere un vivo ringraziamento alla dottoressa Massè, dirigente dell'Istituto Comprensivo, che con professionalità, con attaccamento a questa scuola, ha sempre dimostrato nei suoi interventi didattici ed educativi la qualità della scuola di Stefanacco e di San Donato. Un saluto naturalmente va ai ragazzi, a tutti, ma specialmente a quelli che in questi giorni si sono prodigati per svolgere i temi che oggi in questa occasione saranno premiati. Ai colleghi, in particolare che sentito ringraziamento per il loro lavoro serio, professionale e che quotidianamente danno il meglio di loro stessi. All'assessore provinciale Maria Salvia, che è stata qui fino a pochi momenti fa, ma è stata raggiunta da una telefonata che doveva far parte di una commissione presso la provincia. Comunque la saluto, porto anche il saluto perché sono stato delegato dal Presidente della Giunta provinciale a tutti voi, i quali mi hanno dichiarato la loro disponibilità a lavorare insieme per questa nostra comunità. Un saluto al sindaco di San Donofrio, Gilberto Cianci, con il quale da subito abbiamo instaurato dei rapporti di amicizia e soprattutto di collaborazione. Ci siamo conosciuti tanto tempo fa, ma stiamo lavorando al consorzio per la legalità e lo sviluppo, di cui lui fa parte, assieme ai sindaci di Magrato e di Filorato. A lui un cordiale saluto e un grazie per la sua partecipazione. Abbiamo in mente di lavorare anche assieme, di fare delle cose assieme per le nostre comunità. Naturalmente non posso non salutare i familiari della signorina Anna Cella, alla quale dedicheremo questa giornata, voluta soprattutto dalla Pro. E qui desidero ho il bisogno proprio di fare un saluto a Nicola Cella, il quale ha sempre dimostrato un attaccamento per questo tipo di manifestazione e per ricordare la signorina Cella. L'ha ricordata in diverse occasioni alle manifestazioni della Pro quando era presidente. Cari concittadini, cari amici, pensare di introdurre l'elettrica coltivare potrebbe sembrare quantomeno anacronismo. Questo termine, che pare quasi magicamente nascondere tanti significati, nel tempo ha camminato per molte vie, dimenandosi tra i ferri percorsi e difficoltà in aumento, ramificandosi in molteplici settori e direzioni, districandosi in lavori, talvolta senza una chiara via di fuga. Accanto al verbo tolo potremmo inserire un sostantivo greco, paideia, che significa formazione, educazione e in senso più generico proprio cultura. Delle parole che si possono
riflettuto molto prima dell'incontro odierno, pensando al modo più opportuno con cui rivolgermi a voi per affrontare per la prima volta un argomento così delicato, e sono arrivata alla conclusione che fosse davvero necessario spingersi tanto lontano, chiedere a queste civiltà nelle quali sono riposte le nostre radici in che modo si cominciò a definire la nozione di cultura. Oggi tanto. Quindi mi sono posto 3 quesiti: cos'è la cultura, chi esercita la cultura, e pensando al nostro secolo quali sono i metodi e i ritmi di produzione della cultura. Ebbene, il verbo povero di cui parlavo inizialmente, oltre che coltivare, significa anche, pensate un po', venerare, esercitare, praticare. Lingua davvero sincera. Allora ho pensato fra me che la cultura fosse anzitutto esercizio di un proprio interesse. Ho pensato che fare cultura significasse praticare un mestiere, una professione, semplicemente un hobby. E in tal senso ancora un uomo di lettere latino, estremo difensore della umanità, un certo Catone, gli è venuto a conforto. Egli riteneva che il mestiere, la pratica di vita più comune al suo popolo, fosse la cultura del campo, da cui derivò il termine oggi usatissimo di agricoltura. Ribadiva con forza in tal modo l'esistenza di una cultura specifica nell'ambito della civiltà di cui faceva parte, la coltivazione del campo. Sappho invece, nota poetessa greca, reputava doveroso insegnare alle giovani allieve del cenacolo culturale precesso indispensabile per affrontare la vita colorata. Tale pratica, in greco paideia, era un modo per acculturare i giovani esperte per ammaestrarle alla letteratura. Ho pensato che per lei cultura fosse quindi sinonimo di formazione, di educazione, e ciò mi ha fortemente emozionato avere il sottoscritto dedicato alla vita propria alla formazione delle nuove generazioni. Infine ho voluto considerare la lezione socratica attraverso la quale il filosofo insegnava ai suoi giovani come mettere in straordinario anche quest'ultimo che avrebbe pagato con la vita il suo desiderio di insegnare ai giovani dare attività di ogni forma di conoscenza. Allora, quasi esterfatto, ho pensato, già si dava un'impronta culturale alla formazione del fanciullo nella Grecia del VII e VI secolo a.C. e ancora, solo così antichi primi delle logistiche. Allora sono arrivato a dare lo stesso, umilmente e senza pretesa alcuna, una definizione di cultura. Essa nasce probabilmente dall'amore di trasmettere ad altri quanto si è appreso utilizzando gli strumenti amorosi. D'altronde non ci sono dubbi, tra i mille volti della cultura, trasmettere ciò che si sa e farlo con amore. Ovvero ben 2 dei significati del verbo coro da cui siamo partiti e con il quale quasi come un sistema anulare controlliamo. A questo punto sento il dovere di chiedervi perdono se mi sono dilungato in un preambolo forse eccessivamente teoretico, ma era indispensabile per chiarire a voi tutti che nel termine cultura non c'è evitabilità, austerità d'essenza che vivono in chi lo vede, mettendo le sue conoscenze al servizio degli altri, spesso inorridito dalle sue parole stonce e dai suoi pensieri banali. Quella è deformazione del sapere, e di questi autori e poeti voi sapete che ne esistono tanti, forse troppi. Opere di cultura, sì. Io penso più delle volte uomini da spettacolo. E
qualche circostanza davo lo sguardo per farmi sentire piccolo, tanto piccolo. Donne e uomini che a questa comunità hanno dato un'importanza di tale contributo che ne hanno determinato la crescita umana e sociale e che hanno scritto la storia. Penso alle parole dense di significato, profonde e mai vaghe, di Anna Stella nel ricordo della sua felice memoria, alle sue puntuali analisi storiche, alla sua abilità nel far parlare le immagini e i fatti, senza mai mettere se stessa al centro. Io abito di fronte dove abitava la signorina accesa. E la sera notavo quella finestra sempre accesa e lei dopo cena seduta al suo tavolino a lavorare e a ricevere anni lontano dalla sua terra che non ha mai dimenticato e sempre lavorata con l'impegno quotidiano inedito, curando gli anni di pazienti con grande professionalità, abnegazione e fierezza, proprio nella migliore gente in Calabria. Cerca di fare le cose della vita e il mio cordiale saluto. Proprio ieri ho pensato di fare una telefonata i principi fondamentali, le linee guida, i vettori di questo territorio, di questo ambiente di vita. E questa riscoperta ci deve poi portare allo studio di come riuscire oggi a tradurre e a rendere vivi e operanti, così nelle istituzioni, nei luoghi, con la forza che ciascuno ha in un determinato territorio. Dicevo rendere vivi e operanti questi valori. Concludo sperando in un ritorno al tempo dei giovani e delle donne che ci hanno fatto crescere, elevando anche i destini di questa comunità. Di loro siamo stati, siamo e saremo orgogliosi. Vi ringrazio.